Buongiorno, sono Ecel Andrea e sono uno studente di fisica che sta svolgendo il suo progetto di tesi nell'ambito del progetto Proton 3D. Nel video di settembre il mio collega Remo vi ha spiegato che cosa sia un range modulator e a che cosa serva. In questo video vi mostrerò i risultati ottenuti dalle simulazioni che sono state fatte per cercare di ottimizzare le lunghezze delle basi che vanno a comporre ciascun trapezio che costituisce il nostro pin, che, come vi accennava il mio collega Remo, sono fondamentali per generare una distribuzione di dose uniforme. Per ottimizzare queste lunghezze abbiamo fatto uso del software MATLAB, che ha programmato al suo interno alcuni algoritmi specifici che permettono la risoluzione di problemi di ottimizzazione. Una volta ottenute le lunghezze delle basi, le abbiamo estrapolate da MATLAB e le abbiamo inserite in Topaz, un software che permette di effettuare simulazioni, e per la prima volta abbiamo la possibilità di visualizzare in 3D il profilo del pin costituente il nostro range modulator. Nell'immagine qui presente possiamo vedere uno di questi spilli posizionati all'interno nella struttura che conterrà tutto il nostro range modulator, e possiamo vedere la definizione con cui viene costruito il nostro pin. A questo punto abbiamo bisogno di implementare la nostra linea del fascio all'interno del software Topaz, che, come vi ricordate dai video precedenti, è costituita dal beam pipe, lo scattering foil, la monitor chamber, il dual ring, il nostro ridge filter o range modulator e alla fine il target che deve essere irraggiato. Tutto ciò deve essere trasportato in Topaz e deve essere implementato all'interno del software di simulazione. Una volta effettuata questa implementazione, il setup dalla visualizzazione 3D del software risulta ad essere quello rappresentato in figura, dove possiamo vedere lo scattering foil, il dual ring, il nostro range modulator e il target, che nel software di simulazione in questo momento è rappresentato da una box d'acqua. Le linee blu che si vedono all'interno della simulazione vanno a costituire il nostro fascio di protoni, che parte dal pipe attraverso lo scattering foil, il dual ring, passa attraverso il nostro range modulator e infine irraggia il nostro target. A questo punto possiamo fare uno zoom sul nostro range modulator e mostrare come esso si mostra all'interno del software di simulazione. Qui possiamo vedere la base del range modulator e vari spilli che si trovano su di essa. E questo fa sì che il fascio, appena allargato e omogeneizzato dallo scattering foil e il dual ring, arrivi in maniera uniforme sul nostro range modulator, il quale va a modulare il range dei protoni che poi arriveranno sul nostro target. Una volta effettuate le varie simulazioni, e prendiamo l'output che esce da Topaz e lo inseriamo in MATLAB per produrre dei grafici molto simili a quello rappresentato in questa figura qui. Nell'immagine in particolare possiamo vedere 4 tipi di configurazione da noi testati e la loro capacità di generare o meno lo spread out break peak che vi aveva mostrato il mio collega nello scorso video. Possiamo effettuare uno zoom di questa immagine e possiamo notare come alcune di loro riportano una dose uniforme a livello del plateau all'incirca all'interno del 2% rispetto al loro massimo, e altre, come quella rossa rappresentata in questa figura qui, non sono in grado di riprodurre questa omogeneità. E quindi, attraverso i vari test e varie simulazioni che sono state effettuate, abbiamo deciso di costruire 2 geometrie che sono riportate in questa immagine qui, che ci permettono di ottenere il risultato da noi desiderato. In particolare, la prima geometria, che è quella riportata in alto, presenta un passo in dz che è variabile lungo la sua direzione, ma presenta un passo costante nel piano xy, in particolare è di 0,1 mm, mentre nell'immagine sottostante, nel pin riportato in basso, possiamo vedere un'ottimizzazione dove invece è il passo in dz ad essere costante, pari a 0,5 mm, mentre il passo in dx è variabile. Ed essendo molto più comodo da riprodurre, abbiamo deciso di trasformare i parallelepipedi che sono presenti nell'immagine superiore in trapezi, in modo da limitare gli errori in fase di sviluppo. Una volta ottimizzate queste 2 strutture, abbiamo deciso di mandarle in stampa, per cui siamo in attesa che vengano prodotti i primi prototipi, per poterli poi andare a testare, e i risultati saranno esposti nel prossimo video.
Per cui appuntamento al prossimo video, grazie per l'attenzione e arrivederci.